Eder, Mech, Pallister. Liliana e Sebastiano un matrimonio in crisi e tu Sergio non ne sapevi niente? No, io non sapevo niente, proprio non ho immaginato. Forse in estate qualcosa ho visto che qualcosa poteva essere cambiato, che lei appunto non voleva più andare tanto tempo in vacanza, però non avevo notato niente di particolare. Non mi ha detto niente. Silvia, purtroppo non si riesce a capire come mai Liliana non ha ritenuto utile sbandierare al mondo la sua storia con Claudio Sterpin. Ma io credo sia normale se sei ancora sposata. Se non sistemi prima le cose con il marito, chi lo vai a dire? Ma poi perché doveva dirlo? Non era mica una ragazzina, era una donna autosufficiente. Penso che neanche quando ho incontrato Sebastiano non è che è venuto a dircelo subito. Ce ne ha messo del tempo prima. Segni premonitori del fatto che sua moglie in qualche modo avesse un'altra persona, non è mai, si sarà chiesto, immagino, no? In questo periodo? Certo. Come mai lei, ecco, ma una domanda che io mi farei da partner è com'è che non mi sono accorto, quali sono i segni che non ho colto di mia moglie? Nessun segno. Che non ha colto nulla? No, perché noi comunque abbiamo fatto la nostra vita fino al giorno prima, la sera che siamo andati a cena dai nostri amici. La mattina eravamo andati in sauna, la domenica eravamo andati, che Liliana mi aveva detto guarda una bella giornata, andiamo a fare un giro in bici a Grado, abbiamo fatto i video che sono stati consegnati al mobile, e perciò per me era normale. C'è questa nuova testimone, un'albergatrice, tu Sergio la conoscevi già? No, io non l'ho mai vista, mai sentita, e dopo tramite Messenger mi sembra mi ha contattato, io non sapevo come gestire il tutto, ho passato il numero all'avvocato che dopo mi ha richiamato e ha detto no, facci parlare, sono stato a parlare con mia cugina e dopo si è fatta, ha rilasciato appunto questa dichiarazione all'altro avvocato. La cosa insolita è stata nel 2021, loro sono venuti con la macchina, sono scesi dall'auto, appena scesi dall'auto sul volto di Sebastiano si è visto da subito che era molto molto arrabbiato, ha cominciato a scaricare le loro borse diciamo dalla bici e gli aveva detto alla Lili di portarli in camera. Lili invece non è intervenuta subito a portare via gli zaini, si era fermata a parlare con me, a chiedermi dei miei familiari, il resto, quindi non è scattata immediato a portare via la roba. In cui Sebastiano l'ultimo zaino che aveva in mano proprio l'ha lanciato e gli ha fatto un urlo fortissimo invitandola di portare la roba in camera. Ed è stato, non diciamo solo per l'urlo, ma la sua espressione era veramente spaventosa perché aveva proprio gli occhi che io non conoscevo Sebastiano così, perché non l'avevo mai visto in questa condizione. Lili si è abbassata, ha ripreso le borse, le ho chiesto se le serviva aiuto, le veniva da piangere, non ha pianto, mi aveva detto di no e quindi ha riportato le valigie in camera. Dopo l'episodio degli zaini, io solitamente loro gli davo sempre la camera matrimoniale e invece è capitato di dovergli dare una camera con 2 letti separati ma proprio distaccati. In quell'occasione lì Lili mi ha preso proprio per il polso e mi ha portato dentro in una stanza e mi aveva chiesto se gentilmente la prossima volta in cui chiamava Sebastiano per prenotare la camera gli avessi continuato a dare la camera con i 2 letti separati. Gli ho detto no, perché Sebastiano si arrabbierà, perché avevo visto che aveva protestato subito quel giorno in cui gli ho dato questa stanza e lei mi ha detto non importa, per favore fallo per me, non lo sopporto più. Quando io ho scoperto il 17 dicembre che la Lili era scomparsa e ho chiamato Sebastiano subito dopo per chiedere delle informazioni sulla Lili.
Le chiedo anche se c'era la possibilità che l'avessero aggredita per derubarla, per portargli via l'oro, le collane, gli anelli, quello che aveva, e lui mi risponde di no, assolutamente, che lei con sé non aveva niente. Ed è proprio in questa occasione che arriva la famosa frase: è stato un incidente? Proprio in quell'occasione lì, nella mia insistenza, perché io continuavo a dire che deve assolutamente chiamare, che deve fare qualcosa, lui molto irritato mi risponde che fa lui, insomma che decide lui, che è stato un incidente, e immediato si corregge dicendo: cosa sto dicendo? Sono fuori di testa, non so più quello che dico. Però è cominciato a balbettare, si era impappinato, non sapeva cosa dire ed era veramente in una situazione. E poi io gli ho chiesto: ma è successo un incidente? No, non volevo dire quello, ma sai, sono sotto la pressione, non capisco più quello che dico, ho la testa che mi scoppia. E ha cercato praticamente di cambiare la situazione, però sono le parole che a me hanno continuato a ribombare in testa. Il mese di giugno lui è passato qua e io e Sebastiano abbiamo avuto una bruttissima discussione, molto molto brutta. Lui si rabbia molto perché dice: ah, ma qua tutti gli amici mi hanno abbandonato, allora cosa pensate che l'ho uccisa io, tutti mi danno contro, non ho nessuno più che con me. Io gli dico che lui sa benissimo che io ero amica di Lili e gli ho detto: tu non sai quello che io e Lili ci siamo dette. Allora lì lui sgrana gli occhi e comincia ad andare in panico, comincia a camminare avanti e indietro, è molto arrabbiato e comincia a minacciare. Lui dice che la gente non sa quello che lui è capace di fare, perché lui può fare di tutto. Io l'ho percepita proprio come una minaccia rivolta a me, ma proprio chiara e diretta, che la gente deve avere paura perché non sanno quello che lui è capace di fare. Ma quando io gli ho detto che chi ha ucciso Lili ha i giorni contati, che la verità verrà fuori, lui mi ha detto no, non viene fuori niente, tutto molto agitato e molto arrabbiato, non viene fuori niente, adesso il caso viene chiuso. E io gli ho detto: è solo questione di tempo, di sicuro verrà fuori. Io adesso non lo so se questa testimonianza possa essere importante o meno, però io voglio avere la coscienza a posto, perché la Lili è stata una donna veramente meravigliosa. Ma io per fortuna che non l'avevo mai vista, perché non so cosa avrei fatto. In ogni caso penso che lui appunto come carattere era prevaricante in ogni caso, e mia sorella proprio diceva sovente: no, per il quieto vivere, lascia stare, vediamo. Dobbiamo fare una cernita di quello che dice Sebastiano, no? Io mi fido più della Laura, anche se non c'è più, pace l'anima sua, che ci sta guardando. Che per il quieto vivere, per far vedere a noi, a Sergio, che va tutto bene, perché questo ci hanno insegnato. Purtroppo è così. Poi c'è chi ha un carattere forte e si ribella da subito, e chi invece tiene tutto dentro e cerca la persona giusta per ribellarsi. Questa nuova testimonianza potrà servire? Noi ci auguriamo di sì, nel senso che sicuramente non aiuta a capire quello che poi è successo a Liliana, però ci dà prova che qualcosa non andava prima, cioè lo ha detto lei prima, ha raffigurato Sebastiano una relazione serena e quant'altro, invece quello che ci riferisce la signora rappresenta tutto il contrario. Perché quando dice non lo sopporto più, cioè voglio i letti separati perché non lo sopporto più, questo è un dato importante. Abbiamo anche verificato, ci siamo anche attivati in questi giorni per verificare l'attendibilità di questa persona, e abbiamo anche dei riscontri, cioè abbiamo immagini fotografiche, abbiamo messaggi che scambiavano Sebastiano e questa persona. Quindi sull'attendibilità
di sicuro possiamo insomma dare certezza che quello che ci sta dicendo è veritiero. Poi su tutto quello che è accaduto successivamente certo, non possiamo dire. Sicuramente la medicina legale ha bisogno adesso di prendere un po' di fiato, perché sicuramente stanno sviluppando tutta una serie di analisi, però voglio integrare quello che diceva Antonio con una considerazione, Federica, giusto per rispondere anche alla tua domanda. Allora, questa vicenda è una vicenda in cui si è dato in appalto la verità alla medicina legale. Invece la medicina legale, e io spero che non si ripeta questo tipo di approccio, perché a mio sommesso avviso è un approccio sbagliato, perché la medicina legale senza il fatto spesso e volentieri è acqua sporca, è vento, è aria fritta. Perché? Perché è mancata in questa vicenda un'opera di alta sartoria investigativa, cioè i pezzettini. Non c'è un'immagine con una persona che sventola la carta d'identità e fa vedere che fa salire Lilli in macchina, oppure che gli mena e lascia il documento, perché così è facile fare gli investigatori. Ma nel caso di Roberta Ragusa ci sono stati là i pezzettini, la tecnica, l'immagine, le bugie, i percorsi si legano, si cuciono e si arriva ad una verità. Abbiamo immediatamente l'indomani dall'escussione della signora abbiamo depositato il verbale. Nei prossimi giorni depositeremo anche questa ulteriore documentazione, con l'augurio che venga sentita questa persona, anche perché in quello che racconta fa dei nomi, fa un nome di una persona in particolare, dove si racconta di un episodio un po' diciamo che ha messo in preoccupazione, in allarme questa signora, quindi un comportamento posto in essere da Sebastiano, quindi è una cosa molto delicata. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.